I comuni balneari del Veneto fanno fronte comune e chiedono al governo strumenti adeguati per gestire le sfide legate al turismo. Al centro degli stati generali promossi da ANCI Veneto temi come sicurezza, infrastrutture, servizi e tutela del territorio. Obiettivo: trasformare le richieste dei territori in proposte concrete da portare al governo e al Parlamento. Anche la Regione Veneto sostiene il percorso per ottenere un riconoscimento specifico delle comunità costiere e lacustri chiamate ogni anno a gestire milioni di presenze turistiche. Grazie alla conferenza dei sindaci del litorale veneto e al G20 Spiagge è stata elaborata una proposta che è al vaglio della Camera dei Deputati in Parlamento e che rappresenta proprio quello di adeguare i comuni che oggi hanno delle risorse limitate perché viene ragionato sul numero di abitanti su quello che invece è la capacità consolidata, quindi un dato di fatto di quello che è la presenza sul territorio del turismo. A rilanciare le richieste dei sindaci e anche ANCI Veneto. Secondo il presidente Mario Conte servono più risorse e un quadro normativo che riconosca il ruolo strategico delle località turistiche. L'obiettivo di ANCI Veneto è quello di sostenere i comuni in base alle loro necessità, alle loro criticità, con l'obiettivo di far crescere le nostre comunità e i nostri territori. Nei mesi estivi la popolazione di molte località del litorale si moltiplica e aumenta la pressione su servizi e sicurezza. Per il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, è necessario rafforzare il ruolo e gli strumenti della polizia locale. Le nostre polizie locali, almeno per Jesolo, si occupano di codici rossi, di vigilanza ambientale, edilizia, di baby gang, di maranza, attività da parte di polizia giudiziaria, quindi tantissime cose, e lo facciamo con un inquadramento da impiegati. Questo è l'inquadramento delle nostre polizie locali, quindi spesso li mandiamo anche in contesti delicati. Come amministratori responsabili non possiamo che sollecitare il processo di riforma della polizia locale che è attualmente all'attenzione del Parlamento. Tra le richieste dei sindaci anche norme e finanziamenti dedicati alle cosiddette città fisarmonica, territori che per diversi mesi all'anno vedono crescere in modo esponenziale il numero di residenti e turisti presenti. Le abbiamo elencate oggi e le abbiamo condivise nel corso del tempo con i sindaci. Sicuramente la sicurezza, sicuramente la gestione della viabilità, la gestione dei flussi, la gestione del tema casa, la gestione del tema lavoro. Da Chioggia arriva infine l'appello a investire sulle infrastrutture a partire dalla Romea, considerata strategica per l'intero litorale veneto. ANAS stava lavorando molto bene, aveva anche istituito doppio senso di marcia, c'è stato un cedimento alla struttura, alla soletta sotto, quindi sono intervenuti per sistemare quella parte, però sotto ci sono dei nidi di rondine, i nidi non possono essere spostati, i nidi vuoti non possono essere toccati perché ritornano. Io rispetto tutti, amo gli animali, però non è possibile che la nostra città stia pagando questa situazione che rischia di compromettere i lavori per 2 mesi e mezzo.